Il TAR di Palermo sospende l'ordinanza del sindaco di Agrigento, Franco Miccichè, che ha chiuso le scuole fino al 24 gennaio per rischio contagi. Stesso discorso per Enna. Già oggi dunque gli studenti tornano alle lezioni in presenza, anche se non sono pochi i genitori che preoccupati hanno deciso di non mandare i propri figli a scuola e dirigenti scolastici scettici. Ad esempio, Elisa Casalicchio, direttore dell'Istituto Fermi di Agrigento, racconta come in questo momento storico la didattica in presenza sia di difficile realizzazione, considerate le numerose assenze di alcuni dovute a positività o quarantene. Ma la legge è legge e il ricorso presentato per la seconda volta da un comitato di genitori rappresentati dagli avvocati Fabrizio Dioguardi e Carla Calafato ha avuto di nuovo la meglio. I genitori infatti già giovedì scorso avevano depositato un primo ricorso al TAR in seguito a una prima ordinanza di Miccichè sulla chiusura delle scuole, partita insieme con quella di altri 160 sindaci siciliani, e il TAR il giorno dopo aveva sospeso l'ordinanza. Poi però ad Agrigento è scattata la zona arancione e il sindaco ha firmato una seconda ordinanza di chiusura. Il TAR ieri si è espresso allo stesso modo, sospendendola. Come ben sapete, il TAR ha impugnato l'ordinanza che noi sindaci in zona arancione avevamo emanato per la didattica a distanza e quindi domani si ritorna a scuola. Rispetto alla decisione del TAR, avevo emanato questa ordinanza nel rispetto delle leggi regionali e anche secondo un parere tecnico-sanitario che mi aveva inviato l'ASP. Io vi ricordo che proprio ieri l'ultimo bollettino dell'ASP mi annovera ben 1894 casi in trattamento. Per non andare lontano partiamo dal 1 gennaio dove i casi in trattamento erano 462, ieri siamo arrivati a 1894. Quindi ecco la mia preoccupazione, ecco perché io avevo emanato l'ordinanza, perché era a tutela e salvaguardia di tutta la popolazione scolastica. Mi raccomando quindi massima prevenzione, massima precauzione. La scuola è le scuole sono ben organizzate, naturalmente chiedo a voi tutti, e studenti e anche genitori, una massima attenzione, indossate le mascherine e cercate di rispettare anche le distanze tra di voi ed evitate gli assembramenti, anche fuori dalle scuole. Ma non si sono placate le polemiche. Gli avvocati Dioguardi e Calafato esprimono soddisfazione per la pronuncia del TAR, che ha accolto anche il ricorso avverso l'ordinanza del sindaco di Agrigento che aveva chiuso la scuola in zona arancione. Si augurano che questo provvedimento costituisca uno stimolo per la regione di porre in atto provvedimenti necessari per porre fine alla situazione di caos creata dal sindaco per un'errata interpretazione delle norme vigenti. E tutti gli altri paesi in arancione e in DAD vivono lo stesso dibattito sulle scuole. La vicenda della chiusura e riapertura delle scuole esprime tutta la preoccupazione dei genitori verso la migliore tutela dei propri figli, lo afferma il già sindaco di Agrigento e attuale consigliere comunale Lillo Firetto, che aggiunge: le decisioni giudiziarie ci dicono che è legittima l'apertura delle scuole in linea a ciò che accade nel resto del paese. Rispetto esprimo per i genitori che la pensano diversamente. Anche questa posizione interpreta la voglia di tutela per i propri figli. Eppure, ciò che oggi più di ogni altra cosa amareggia e risulta nettamente censurabile è l'atteggiamento di chi condanna questo tipo di iniziative con toni offensivi e da bar. Prosegue Firetto, tanto più se a farlo sono assessori di un'amministrazione comunale capoluogo, e rispetto a posizioni che discendono da provvedimenti giudiziari che hanno legittimato l'azione intrapresa. Un'offesa gratuita e intollerabile verso tante famiglie agrigentine, conclude. Il riferimento di Firetto è un post su Facebook in cui un assessore del comune di Agrigento ironizza, maltacendo la sua amarezza, ed associa il ritorno degli alunni in classe con la possibilità dei genitori di poter tornare a giocare a carte. Ma torniamo alle azioni concrete messe in campo dal sindaco di Agrigento. E vi comunico pure che già mi ero attivato da tempo per effettuare uno screening di massa a tutta la popolazione studentesca proprio in Piazzale Caos, e questa settimana mi serviva proprio per completare queste operazioni. Speriamo al più presto di poter raggiungere l'obiettivo, il tutto a tutela e salvaguardia della salute pubblica e di tutti i vostri figli.
Intanto il consigliere comunale di Agrigento, Roberta Zicari, lancia una proposta: istituire in convenzione con l'ASP una linea telefonica dedicata al Covid. La gente ha bisogno di un numero telefonico dedicato, diverso dalle ordinarie linee dell'ASP e dell'USCA, in uso ai medici per motivi di lavoro e quindi spesso occupate. Un numero da chiamare per ricevere informazioni generiche sulla procedura di isolamento, di fine isolamento, di raccolta rifiuti. Credo, conclude, sia di fondamentale importanza stare vicino ai cittadini e dare informazioni.